È il pullman da sopra. Aspetta che non sono mai stato su sta roba qua. Ma che forte. Ecco, si controlla come che vado l'antirombo. Beh dai, ho fatto un bel lavoro che volta. Bravo, ho fatto un bel lavoro. Non potete vado su YouTube. Enrico Cattelan, uno dei miei meccanici di fiducia. Sostanzialmente dopo aver fatto la revisione oggi siamo passati qua un attimo per cambiare la batteria che era andata, la batteria del motore. Anche se c'è il parallelatore stai sempre a fregargli corrente di continuo e te sai che la corrente a noi serve. Seconda cosa, già che ci siamo, il freno a mano, che è sempre stato uno dei miei incubi, perché a volte ti ritrovi in montagna a parcheggiare inclinato, no? E ti si svuota la pompa dei freni, no? Allora tu devi aspettare di accendere il motore, ma è proprio quel mezzo secondo di panico, no? Che senti il camper che va indietro e dici no, non è carino. Quindi con un freno a mano funzionante, diciamo, viviamo un po' meglio, no? Il cavo si sta rompendo? Sì. Si può cambiarlo? È una rottura ai coglioni? No, bisogna ordinarlo soprattutto. Meglio lasciarlo. Ok, allora siccome io non sono della zona, qua siamo vicini da Mirko, siamo vicini a Brugine, quindi sai eventualmente se hai bisogno di lavoretti di meccanica puoi passare dopo essere passato da Mirko, quindi quando sei in zona sua. E io ovviamente non cambio qua il freno a mano perché giustamente dovrei tornare su apposta, hai capito? Approfittiamo del discorso dell'Ambaradam qua, la Tartarughe Ninja, che per verificare, no, quella volta la sigiratura che ho fatto con l'Armaflex al tubo dell'Alde, no? Perché giustamente tu hai i termini del riscaldamento bollenti, no? Cioè il glicole che ci passa dentro e poi esce e si raffredda, no? E allora, per carità, non succede niente, ma consumi molto di più di gas per far andare la stufa. Allora, quella volta gli ho passato tutto attorno un doppio passaggio di Armaflex, gliel'ho chiuso alla buona con le fascette perché erano delle fascette del cacchio, e poi si vedi questo scempio del nastro isolante, ma proprio perché le fascette del cacchio si rompevano. Allora gli ho dato, so che è antiestetico ma è comunque funzionale. E come direbbe Fabio, guarda che rassa dei misteri, cioè guarda sti cari, guarda, in confronto a me, in confronto a Sinano, porca miseria. E pensa che c'è gente che ste robe le costruisce, cioè capisci? Guarda, robe da skate qua. Ho avuto solo roba della Sì. mio figlio, peccato perché se finite un giorno mettevano in lì o entro un anno e si è rotta, perlomeno so che... Sì, come io dico sempre, chi che non ha skate c'ha roba buona, chi che non ha skate, perché sennò dopo è tutto un cambiarla. Devo cambiarla. Sì, confermo. Tutte le robe, anche a me che non ho skate da buttare, compra macchine fotografiche, robe del genere, sempre roba da skate. Non uso batteria. Confermo, perché io sulla Smart e sugli altri straffanti avevo le famose, quelle col toro rosso, là non mi ricordo il nome, e te durava un anno praticamente che batterie, capito? E quindi a conti fatti ti paghi magari 30 euro in manco e dopo a fine ti tocca ripagare altri 100 euro, quindi dove risparmio? Che questa qua poi rompe se... Italia, saluta Enrico che mi ha fatto provare anche la giostra, quella delle vertigini qua. Le solite stradine ti porta Google Maps dove passa una macchina, in due non ci passate. Però vedi, se un giorno dovessero implementare anche su Google Maps, no, la possibilità di dire guarda ho un mezzo largo tot, alto tot, fammi evitare certe strade, non lo so, forse lo direi disattivato perché è tutta avventura, è tutto piacere, no, alla fine. Sicuramente molto meno piacere da parte degli automobilisti che si devono fermare e si devono arrivare alla corriera qua davanti, però Italia, so che fa brutto dire te segno una roba, ma attento qua. Tac, prima il CP e dopo amorosa. Dica il CP, questa è la nostra regola aurea, eh? Vieni all'ombra, vieni all'ombra. Sei contenta, amore? Quanto bene stai te qua, con la tua ombretta, le tue cose. Vai, pucci. A caldo, a cuore rallentatore. Vieni qua. Dai, sì, deve farmi vedere che va a Lucertole, vedi? Ogni volta la solita storia. Vedi tu?
è sempre, cioè non le caga tutto il giorno, arrivo io, no? Mi fa vedere che le punta. Amore! Ciao, cane! Un'anima in pena! E tipo, CP è sempre stata così. Tanto ossessionata da me, quello sempre, basta vedere, vado un attimo a mia nonna, inizia a piangere, però poco coccolona, è sempre stata, cioè magari anche le piace, ma dopo 2 secondi scappa via. In camper avevamo la bellezza di 41 gradi e che dopo vabbè, magari ti muovi, c'è il clima eccetera, ma prova a pensare, no? Se dovessi tenerlo fermo, andare al supermercato col cane, cioè ti muore secco, perché sai che i cani, l'ho detto più volte, hanno la temperatura corporea più alta della nostra, no? E prendono questi famosi colpi di calore, ok? L'ha già preso una volta un mio cane, stavamo passeggiando, figurati dentro in camper, sta qua. Però aspetta un attimo. Amy! Non viene, attento, no, sta attento. Al gatto! Ah, che stronza, Perché sto un cane merda, Amy? Cioè, perché? Non girerò più video a parte quelli delle ferie, perché veramente ne ho tantissimi e sono strapieno di lavoro fuori maniera. Però una cosa volevo far riflettere, no? Guarda te, a volte, no? Parlo della vita in camper non perché ci va in giro, ma per chi proprio ci vive, anzi no chi ci vive, chi ci lavora, perché è molto diverso, perché vivere ha un impatto, no, sulle batterie veramente esiguo, cioè non è che ci voglia tanto, no? Un po' di riscaldamento, un po' di luce e ti ricarichi il telefonino, mentre lavorare, ma soprattutto lavorare di grafica, quindi insomma computer che macina e con un monitor da 28 pollici attaccato sotto inverter, perché puoi raccontarla tutto quello che vuoi, ma non sarà mai la stessa cosa di lavorare con una tastiera, mouse, un monitor e lavorare con un portatile così, quindi assolutamente no, non è assolutamente fattibile. È sempre un discorso di ergonomia, di salute eccetera, ma anche proprio di produttività. Ma non giriamoci troppo attorno e tagliamo, arriviamo direttamente a dove volevo arrivare. E che, guarda te, che assurdo, no? Che uno trova il posticino tra virgolette carino, tra virgolette, siamo comunque quasi in riva al mare, e all'ombra, parzialmente all'ombra, attenzione, non all'ombra, parzialmente all'ombra, e fatta caso i pannelli cadono proprio sotto l'albero, quindi carichi ovviamente, ma infinitamente meno. Ciò significa che nonostante la super giornata di sole io abbia dimezzato le batterie. L'abbiamo vista nascere, ragazzi, l'abbiamo vista nascere e a breve la faremo. Guarda, stanno finendo di buttare giù i legni, no? Le panche per terra, hai visto che figata? Invece meno figata, io devo andare a fare una cosa a Cassavio, essendo enormemente in anticipo ho detto mi butto, ti ricordi, nelle piazzole dove facciamo l'aperitivo, a lavorare un po' vista laguna, cioè guarda i panorami che aveva Singano, no? Però niente, le hanno diciamo chiuse, annullate, eliminate proprio per far passare la ciclabile, quindi non c'è più lo spiazzetto figo, ti ricordi dove facciamo l'aperitivo io e l'Alessia, che guardavamo la laguna, il tramonto, facciamo i pinzetti, niente, un cazzo, basta. Vabbè, però lo dico per te, se stai facendo la girata, sei appunto a Sabbioni eccetera, quindi sei obbligato, perché io devo girare, sei obbligato a passare di qua. Ricordati che qua è finita la ciclabile, no? Ok, vedi che non c'è più, non esiste la ciclabile qua. C'è il baretto, il ristorante pizzeria, che anche lui lì in fondo a destra, lo vedi, ha il, come si dice, la spiazzola con la vista panoramica sulla laguna, e tu puoi buttarti là, no? Eccolo!